Farmamed, una linea di cerotti per tutte le esigenze, sigillati sopra e sotto. Lo apri in un attimo, lo metti, protegge e non lascia segni. Fatto male? Fatti bene. Farmamed. Fini? Normali? Folti? Ellison Airfit, la collezione di accessori che cambia con le esigenze dei tuoi capelli. Per fissare, per creare, per avere cura, per te. E tu che capelli Airfit? Ellison ci tiene. Supino. Dal 1976 abbiamo un solo obiettivo: arredare i tuoi spazi di lavoro con grande professionalità e in tempi ridotti. Per il tuo ufficio, negozio, magazzino, Supino, supino.it. Quando si parla di gas metano, meglio affidarsi a mani esperte. Mazzola e Bignardi. Un servizio puntuale con fatturazione sul reale consumo e assistenza specializzata dall'inizio alla fine della pratica. Chiamateci al numero verde 863 04 66. Mazzola e Bignardi, il gas del tuo territorio. Raccorderie Metalliche è leader nella produzione di sistemi a pressare per il settore idrotermo-sanitario civile, industriale e navale con oltre 50 anni di esperienza. I sistemi a pressare di Raccorderie Metalliche sono composti da raccordi, tubazioni ed attrezzature. Vieni a scoprire di più sul nostro sito raccorderiemetaliche.com. Signori e signore, buonasera dal Palasport di Cerese, amanti del volley. Siamo qui per una partita del campionato di Serie B maschile, Girone C2, l'ultima in teoria del campionato regolare, la 10ª giornata appunto di questo piccolo sottogirone, con ancora però alcuni recuperi da effettuare. Infatti adesso andremo a vedere anche la classifica. Oggi di fronte il Gabbiano Top Team Volley Mantova e il Cavaillon di Verona. Come dicevo, la classifica in questo momento vede il Gabbiano in testa con 22 punti e 8 partite giocate, il Volley Veneto Cavaillon con 21 punti segue a ruota, però già 9 le partite giocate dalla squadra veronese. Il KS Rent Cercasi Bulgara Trento 15 punti con solo 7 partite giocate. A seguire poi la Redo Park Dual di Casale di Somma Campagna con 9 punti e 9 partite giocate, il Lagaris di Rovereto 4 punti e 9 partite giocate e in ultima posizione la CV Miners di Trento con 4 punti e 8 partite giocate. Oggi si disputano altre 2 partite, la Redo Park 2 Caselle di Somma Campagna giocherà con la CV Miners di Trento e il Lagaris di Rovereto contro il Bolgara di Trento. Dicevo dei recuperi, sarà sabato 10 aprile il recupero tra il Bolgara di Trento e il Gabbiano Mantova per chiudere il campionato appunto per la squadra mantovana, per poi fare appunto un po' di conti e vedere insieme alle altre squadre del girone C1 di stilare una classifica e di vedere come la federazione in questi giorni sta pensando di cambiare la seconda fase, di vedere come affrontare la seconda fase di questo campionato travagliato di Serie B. Squadre pronte a entrare in campo.
Cavaillon col numero 1 Alfiero, col 2 Castagna, col 3 Cerfogli, col 4 Albrigo, col 5 Modnicchi, vecchia conoscenza mantovana, col 6 Ravelli, 7 Spagnuolo, 8 Caleca, 9 Martinelli, 11 Viola, 13 De Agostini, 16 Manzati, 18 Sommavilla. Squadre che si scambiano il saluto dalla riga dei 3 metri come mai di consuetudine quest'anno. Agli ordini degli signori Filippo Herman di Modena, napoletano di nascita ma ormai modenese d'adozione, e la signora Denise Galletti, catanese, mantovana di adozione. La signora Mazzali Cristina è il segnapunti e la signora Spina Silvia il tabellone elettronico. Squadre pronte e vedremo il sestetto che ancora non c'era stato anticipato. Di Cavaillon, vedremo quale sarà. Ricordiamo Cavaillon allenatore signor Adriano Fin, assistito da Francesco Ambrosi, mentre in panchina per il Gabbiano Top Team Mantova signor Gian Antonio Arrivabene Guaresi ha già messo in campo i suoi 6, che vediamo con Peslag nel ruolo di opposto in diagonale a Sasdelli, con Cordani e Gola in posto 4, al centro Amois e Zanini, mentre il capitano che ci sta lasciando il campo per lasciare posto al libero col numero 5 Modnicchi. Poi vediamo col numero 3 in posto 4 il signor Cerfogli. Il libero è il 18 Sommavilla Riccardo. Col 16 l'altro schiacciatore Manzati Michele. Col 9 il palleggiatore Martinelli Luca, Scuola Verona. Poi col 6 Ravelli Willy è l'opposto. L'altro centrale, siamo per il momento coperti, ve lo sveleremo appena. Intanto in battuta col numero 3 Cerfogli. Battuta salto flot ricevuta da Gola, palla dietro per Pesda che non trova la giusta coordinazione, palla out. È il numero 13, l'altro centrale, Christian De Agostini. Ancora Cerfogli, questa volta è Cordani in ricezione, palla ancora dietro per Pesda che questa volta si coordina in maniera corretta, trova le mani del muro per l'1 pari. Gol al servizio. Buona la sua battuta, altrettanto la risposta del libero che permette pure in extremis al bravo palleggiatore Martinelli di servire un primo tempo. E De Agostini mette a terra il pallone del 2-1. Lo stesso De Agostini al servizio. Gol in ricezione, si deve spostare il regista mantovano. La ricostruzione non è delle migliori, perciò palla nel campo mantovano in free ball. Cordani alto sul muro 1. Trova la parità. Buono l'attacco di Cordani. Zanini al servizio. Centrale veronese. Buona il suo salto flotte, ricevuta e attaccata la palla da Manzati.
3-2 Cavaillon. Ricordiamo il punteggio dell'andata è stato di 3-2 per Cavaillon. Mantova era sotto 2-0, poi ha recuperato ma ha perso al tie break. L'unica sconfitta della squadra mantovana in queste 8 partite di campionato. Gola riceve alla meglio, bravissimo Sasdelli a scodellare un pallone per Pesla che trova un bellissimo lungolinea. 3 pari. Tanto cambio di pallone perché era uscito dalla disponibilità dei 2 arbitri. Giulio Sasdelli a servizio, la sua salto flot corta in zona 1-2. Buono intervento difensivo sull'attacco in primo tempo di Modnicki, attacco che viene replicato. Non viene replicata la difesa. Cattellani era stato bravissimo in un primo intervento, non altrettanto nel secondo, su palla leggermente anche più morbida, ma più angolata. E allora al servizio Cavaillon, la ricezione slash e col 3 tocchi la squadra mantovana riesce a mandare il pallone alla squadra avversaria, poi il muro è di Pesla che è out, perciò Cavaillon allunga 5-3 per la squadra veronese. Ancora Manzati al servizio. Salto flot, non passa però questa volta la rete. 4-5 ed è ora il turno di Cordani. Battuta in salto di potenza, cerca l'angolo di zona 5, poi in 3 tocchi riescono a mandare il pallone al campo avversario, ma è una free ball non capitalizzata. Bella la palla spinta del palleggiatore, ma poi un po' troppo filorete. Si allunga Cerfogli, riesce a toccare la palla al muro avversario, la palla rimane in gioco, ma commette infrazione di rete. Perciò il Gabbiano acchiappa il Cavaillon sul 5 pari, con ancora Cordani al servizio. La bomba di Cordani è tenuta in ricezione e poi anche il primo tempo è capitalizzato da Capitan Modnicki, che ricordiamo nelle file mantovane per 4 stagioni, 2 in Serie B1 con la promozione in A2 e 2 nelle successive di A2 dal 2005 al 2009. Questo inossidabile atleta veronese di 46 anni, quasi 46 anni. E la ricostruzione vaionese non perdona, con l'opposto, col numero 6 Ravelli, riporta a 2 le lunghezze di vantaggio. E ancora Modnicki a servizio con la sua salto flot. Su Gola, ricezione buona, palla per lo stesso Gola, il lungolinea è vincente, 6-7. Flavio Amua, classe 97, cuneese di nascita e anche di cultura pallavolistica. E ancora il primo tempo che fa male alla squadra mantovana, questa volta col numero 13, De Agostini. Il palleggiatore con una buona salto flot, la palla di Pesla che trova un buco tra le maglie veronesi, palla abbastanza spinta seppur in bagger di Sasdelli, con lo stesso Pesla che va a servire sul 7-8.
Mantova sempre da inseguire. Non è riuscita ancora col suo servizio a mettere in difficoltà. Ricezione in palleggio, palla spinta in banda, la palla è out. Vediamo di che non è di questo avviso gli arbitri. Palla in 9-7. Siamo fatti ingannare dalla posizione in difesa del giocatore di Pesla, che la palla è caduta al suo fianco, pensavamo fosse out. Buona battuta, altrettanto la ricezione di Gola, che poi fa partire un miss in diagonale, ma la difesa di Cavaillon è attenta. Allora si va dietro per Pesac, ma questa volta il suo lungolinea è murato da Manzati per il triplo vantaggio, 10-7 Cavaillon. Vediamo se infatti così è. Guaresi chiama time out per parlarci su e riprendere il filo del discorso di quanto magari era già stato preparato in allenamento. Squadra mantovana è già rientrata in campo. Vediamo anche i giallo-blu veronesi pronti a riprendere il gioco, sempre con Cerfogli al servizio. Sempre Gola è il bersaglio preferito, questa volta è la squadra mantovana che trova l'attacco per le vie centrali. Zanini attacca alto, il muro può solo deviare out il pallone del giovane veronese. 8-10. Gola al servizio, ma la palla non passa, perciò 11-8. Sono sempre 3 le lunghezze di vantaggio per il team veneto. Col numero 13 De Agostini. Pronto al servizio, battuta salto flot. Sempre Gola all'obiettivo, palla dietro per Peslak, senza muro, trova l'angolino di zona 1. Finendo poi la sua corsa praticamente in braccio al secondo arbitro, ma senza commettere infrazione. Zanini al servizio, anche lui salto flot. Iniziazione in palleggio, palla dietro per l'opposto, difesa di Peslak, Zanini per Cordani e sopra il muro trova il buco in zona 6. Per ricucire e guadagnare un break. Gabbiano -1, 10-11. E ancora Zanini al servizio con la sua salto flot. Ricezione che obbliga l'alzata in bagher, pallonetto lungo, troppo lungo. Sorpassa muro e anche però il campo per l'11 pari. Terzo servizio di Zanini. Zona 6, ancora un attimino. Ancora Zanini in difesa, Cordani diagonale, però la palla tocca l'asta. Willy Ravelli opposto al servizio, la sua bomba su Gola, ricezione perfetta, palla alta su Cordani, altrettanto perfetta la sua diagonale, toccata dalla squadra, dal numero 16 in posto 4.
Poi la palla finisce out, ma prontamente segnalato dal secondo arbitro. Il tocco in difesa per il 12 pari e Sasdelli a servizio. In zona 2 la palla scavalca Modnicki, palla che era staccata almeno 1 metro da rete, ha voluto provare a forzare lo stesso Martinelli, il gioco al centro che fino adesso era stato molto produttivo per la Team Veneto. Non è riuscito a trovare l'intesa giusta col suo capitano. Stavolta cambia verso zona 5 la ribattuta di Sasdelli. Il gioco viene smistato sull'opposto dalla seconda linea, dall'attacco da zona 1 e trova il punto del 13 pari. Manzati al servizio. Un attimo di pausa per vedere sistemare la banda che delimita il lato esterno del campo della rete. Siamo Manzati al servizio, salto float, palla molto lunga. Così è. Ed è il turno di Cordani. Di provare a scardinare la ricezione del Cavaillon. Ricezione a filo perfetta, muro out di Peslak sul potente attacco di Cerfogli. Dotato di un'ottima elevazione, il numero 3 giallo-blu. Modnicki, salto float, cerca l'angolino di posto 5 per far entrare Gola, ma Gola serve, riceve perfettamente e permette di sviluppare al centro il gioco con Amoua altissimo. Questo giocatore, diciamo prima, di scuola Cuneo, girato nel ruolo di centrale quest'anno da Cosi Guaresi, gli anni passati faceva l'opposto. Bomba di Amoua ben ricevuta, smistamento per l'opposto dalla seconda linea e poi la difesa mantovana si fa sorprendere. Prima prova Amoua a toccare il pallone, ma poi nessun altro riesce a mantenere viva la palla, perciò si va a 15 pari col palleggiatore Martinelli al servizio. Sempre su Gola che attacca sulle mani del muro. Si alza la mano correttamente il numero 6 per confermare comunque la decisione dell'arbitro già presa. Peslak al servizio. Non forza, la battuta è accennata, però è una ricezione slash. Prova Martinelli a ingannare Zanini, che però non si lascia sorprendere e salta a tempo muro. Allora è il turno di Adriano Fin di chiedere time out per non lasciare scappare il Gabbiano Top Team, che ha guadagnato per la prima volta 2 lunghezze di vantaggio sul 17-15. Squadre rientrano in campo, Peslak pronto al servizio. Squadra del Cavaillon in +1, palleggiatore che penetra da zona 1. Palla sul numero 16, attacco dal centro e ancora una volta positivo per il 16-17. Diego Stettini trova il punto, è il primo cambio. Esce Cerfoglio col numero 3 in servizio, al suo posto entra Castagna, numero 2, schiacciatore.
Vediamo con che tipo di battuta andrà dalla posizione della squadra mantovana. Si pensa a una battuta in salto a spin di potenza. Così è. Tiene Cordani, palla per Peslak, la palla va out senza nessun tocco. 18-16 e tocca a Gola andare alla riga dei 9 metri. Squadra che sta lottando punto a punto in questo primo set. Come diciamo prima della 10ª giornata, ancora un errore al servizio di Gola, penso sia già almeno il secondo, che non riesce a trovare la massima altezza del suo colpo. E allora De Agostini, centrale, numero 13, salto float. La palla muore nel campo mantovano dopo essersi fermata col tocco del nastro. Gola non ci arriva. 18 pari. Ancora De Agostini, logicamente. Gola, ricezione in palleggio, palla dietro per Pesla, cannonata che si stampa sul soffitto del Palasport di Cerese. La difesa del numero 2 di Castagna, che ricordiamo era neoentrato per dare un po' di riposo a Cerfogli. Zanini, un buon break nel turno precedente, questa volta invece la ricostruzione precisa, bene la ricezione, ottima l'attesa al centro per Modnicchi che porta a casa il 19 pari. E l'opposto, numero 6, Ravelli al servizio. Ancora Gola e Amua che la pianta nei 2 metri. Gola una ricezione quasi slash, ma è stato bravissimo qui Sasdelli a arrampicarsi sulla rete senza commettere invasione e a servire un primo tempo per Amua, che è arrivato puntuale all'imbeccata del suo palleggiatore. Chiudere una palla che si vede in genere solo in riscaldamento. Sasdelli battuta corta. Cattellani era riuscito in difesa a dare la possibilità a squadra mantovana di ricostruire, ma purtroppo l'invasione di Peslak, subito sanzionata dalla signora Galletti. Cambio, rientra in campo col numero 3 Cerfoglio e poi c'è un altro cambio col numero 11, entra Michele Viola per Michele Manzati. Lo stesso Viola al servizio, salto float, anche lui riesce a toccare il nastro, allora la palla viene data dietro per Cordani. In qualche modo la squadra mantovana fa i 3 tocchi per però buttare di là solo il pallone. Allora ricostruzione con Amua che alza per Cordani, la palla è toccata dal muro e anche dalla difesa, bravissimo il palleggiatore. E poi la palla tocca il soffitto, seppur in maniera minima. Tra le proteste della squadra di Cavaillon. Anche noi che siamo abbastanza in alto come postazione avevamo visto un leggero tocco, la palla comunque non aveva cambiato direzione, perciò era abbastanza difficile da valutare. Primo arbitro anche lui che sul seggiolone ha fischiato, assegnando il punto alla squadra mantovana per il 21-20 e mandando Cordani a fare il tentativo dai 9 metri. Sasdelli difende, Amua ancora alto per per Peslak. La sua bomba costringe la difesa che però tocca il soffitto. E allora time out sul 22-20 per il Gabbiano, per il Cavaillon.
Ricordiamo che qua il soffitto del Palasport di Cerese è appena sopra il limite concesso per disputare il campionato di Serie B, che è di 7 metri. Ed è l'unica pecca di questo impianto molto funzionale per la pallavolo mantovana. Squadre che rientrano in campo con ancora per Coach Guaresi la carta Cordani al servizio da giocare. Ricezione molto lunga, addirittura il libero ha quasi i piedi sulla riga dei 9 metri, il libero della squadra di Cavaillon. Vediamo se Cordani riuscirà anche magari con un colpo smorzato a mettere in difficoltà. No, va di forza, però la palla è out. E allora 21-22 Modnicchi al servizio. Palla su Gola che riceve, palla in banda per Gola, la palla è out, ci sembra, così è. 22 pari. Sta avendo i suoi frutti la tattica di continuare a battere su Gola per cercare di, tra virgolette, fiaccarlo, infatti è costretto un po' all'errore. Ancora Edoardo e questa volta si rifugia in palla spinta sul muro che stava un attimino scorrendo del numero 13 e la palla viene accompagnata out. 23-22. Amois al servizio, Cavaillon con attacco a 2. 3 logicamente considerando l'attaccante in seconda linea. La difesa mantovana c'è, però è uno free ball per Cavaillon, ancora in quarto 4. Questa volta Cerfogli trova il punto, palla che si insacca tra le mani di Pesla che è la rete dopo un'ottima difesa della squadra mantovana. Si va avanti punto a punto sul 23 pari ed è il regista Martinelli a servizio. Gola, palla dietro per Pesla, Murato ancora una volta ha cercato la via del lungolinea ma Cerfogli era presente e allora Guaresi chiama il suo secondo time out a disposizione con il primo set ball per la squadra veneta. Ricordiamo 24-23. Squadra mantovana con attacco a 3, ecco, infatti ci sembrava strana la posizione di Sasdelli, siamo in P5. Gol a ricezione approssimativa, la palla è alzata per lui, Mainbagger può solo appoggiarla nel campo avversario, la palla al centro, bravo Sasdelli in difesa, il libero alza per Cordani ma viene murato, poi è Gola a provarci un buon attacco e l'attacco in lungolinea dell'opposto veronese sancisce il 25-23, primo set per il Cavaillon. Ci sentiamo fra pochi minuti. Fatto male? Prova Pharmamed, una linea di cerotti per tutte le esigenze, sigillati sopra e sotto. Lo apri in un attimo, lo metti, protegge e non lascia segni. Fatto male? Fatti bene. Pharmamed.
E rieccoci a commentare questa partita che ricordiamo è la 10ª giornata del campionato di Serie B maschile, girone C2, tra il Gabbiano Top Team Mantova e il Volley Cavaillon Vittorio Veneto. Primo set è finito 25-23 per Cavaillon, che iscrive a referto Cerfogli con 3 punti, 3 di Modnicchi, 6 di Ravelli, 4 di De Agostini e 3 di Manzati. Ha risposto il Gabbiano con 2 di Amua, 3 di Cordani, 2 di Zanini, 3 di Gole e 7 di Peslac. Ricezione più o meno simile, 48% di perfette per Mantova, 45% per Cavaillon, che riceve il 75% però di positive contro il 61% di Mantova, che commette anche un errore. Perciò Cavaillon un ace e 2 errori, mentre Gabbiano 0 ace e 3 errori nei suoi turni di servizio. In attacco Mantova al 61% di palle perfette contro il 67% di positività, scusate, il 61% contro il 67% di Cavaillon, e Cavaillon che poi scrive anche 2 muri punto, uno con Manzati e uno con Cerfogli. 0 i muri per la squadra mantovana, che si ripresenta con lo stesso 6+1, come pensiamo anche la squadra veneta. Infatti riprendono in campo i 6 titolari più libero che erano partiti all'inizio. E questa volta si comincia con il servizio di Gola. Tre servizi e 2 errori nel primo set per il giovane attaccante mantovano, che questa volta preferisce appoggiare il suo servizio, ma è l'attacco del numero 16 in, l'attacco di Manzati, così scrive un altro punto al suo tabellino, portando a 4 il suo bottino personale. Peslac, buon attacco alla seconda linea, ben servito da Sasdelli. Dopo la ricezione di Catellani. Zanini, 5 servizi, è stato quello che ha fatto più servizi nel primo set. Impegna Modnicchi in ricezione perché la palla aveva toccato la rete. Ricostruzione per Modnicchi, che approfitta dei suoi 200 e passa centimetri, e con un mezzo passo di rincorsa riesce a trovare la coordinazione necessaria per schiacciare. (2-1) Cavaillon. Catellani si distende per ricevere, palla dietro per Peslac, la palla è out. E allora Cavaillon allunga 3-1. Nel primo set Peslac 7 su 11 in attacco, con un errore e 2 murate prese. Buona ricezione di Gola, palla per Cordani, che con una palletta scavalca il muro a 2 piazzato e porta a 4 il suo bottino personale. 3 su 5 in attacco, con un errore Cordani nel primo set. Sasdelli, palla dietro per l'opposto, difesa mantovana piazzata, ma non riesce a intervenire in maniera positiva. Bravo comunque Martinelli a mandare praticamente senza muro il suo attaccante da zona 1.
Manzati a servizio, palla per Amois che appoggia anche lui sopra il muro di Modnicchi, però è attenta la difesa veronese. Poi Peslak cerca con un pallonetto di guadagnare coso, ma il pallonetto della squadra veronese è facile preda di Amois che galleggia un attimo in aria e spedisce il pallone a terra. Gabbiano che si fa sotto, 3-4, Cordani a servizio. Battuta potente, ben tenuta, difesa da Sasdelli, poi Gola sulla ricostruzione riesce a attaccare e poi finalmente il muro mantovano che funziona con Peslak. Il primo muro per la squadra mantovana da inizio partita che sigla il 4 pari e più che altro permette a Cordani un altro turno a servizio. Adesso sentiremo il tifo della panchina. No. L'attacco di Modnicchi è fermato da Amois, però prova a ricostruire la squadra giallo-blu. Palla in banda in posto 2 per Peslak che tocca anche al muro, però la sua toccata devia solo fuori il pallone. Non riesce poi Sasdelli a intervenire. E allora 5-4 Cavaillon. Modnicchi a servizio. Gola, Sasdelli ancora per Gola. La bomba di Edoardo fa stampare il soffitto del Palasport di Cerese dopo il tentativo in difesa di Manzati. Amois. Salto flot, eccezione buona, primo tempo, chiude troppo però, pretende troppo dal suo attacco De Agostini, la palla non passa, 6-5 Mantova. E ancora Amois al servizio. La ricezione sui 3 metri non impensierisce il bravo palleggiatore Martinelli che riesce a smarcare muro 1 in posto 4 Cerfogli che ha ragione del muro 1 di Peslak. 6 pari. Peslak, diagonale out, chiede un tocco del muro, così non è. 7-6. Catellani in ricezione, pallata per Gola, palla tenuta dal muro e allora una bella ricostruzione con una veloce dietro, anche se era nella sua classica posizione Zanini, diciamo veloce dietro perché era di spalle a Sasdelli, ha schiacciato appunto alle spalle di Sasdelli che era già frontalizzato verso la zona 2 per cercare di servire ancora Peslak che le vediamo adesso al servizio. Palla solo piazzata verso angolo di zona 5, palla dietro per Cerfogli, Gola arriva in traslocazione e porta fuori il pallone per l'8-7. Un cambio di palla, non si capisce. Vabbè, comunque cambiata la palla, pronti a ripartire su Cavaillon 8, Gabbiano Virgilio Mantova 7, Gola cerca le mani del muro, non sono di questo avviso gli arbitri.
E allora allunga Cavaillon 9-7. Tre su 7 di Edoardo nel primo set con un errore. E 18 delle 23 ricezioni di squadra. Bene Cordani in difesa, palla che viene poi affidata al suo braccione. Murata in testa di Zanini. Ci prova ma senza troppa convinzione Ravelli a tenere vivo il pallone. Gaviano si rifà sotto 8-9. Dicevamo delle 18 di ricezioni da parte di Edoardo Gola nel primo set sulle 23 di squadra. Un solo errore commesso, 50% di palle perfette, 67% di palle positive. Palletta di Sasdelli e poi un'azione un po' confusa, chiusa male da Manzati, cerca la via di forza, non la trova. 9 pari con Edoardo Gola al servizio. Battuta palla sospinta perché non poteva essere schiacciata in quanto sotto la rete da parte del numero 13. Questa volta la rialzata è buona. Sasdelli alza per Cordani, difesa attiva di Cavaillon. Arriva anche il nostro libero a tenere vivo il pallone. Bravissima la squadra di Cavaillon in difesa, l'ha dimostrato anche l'andata, lo sta dimostrando anche qua a Cerese. Palla ancora per Cordani, pallonetto, questa volta è vincente. Applausi degli addetti ai lavori presenti. Un gran lavoro in seconda linea anche di Luca Catellani. Poco, intanto viene chiesta formazione soprattutto per respirare dalla squadra di Cavaillon. Dicevo Catellani, solo 2 le ricezioni, di cui una perfetta nel primo set. Poco cercato, visto le sue qualità già espresse nell'arco delle prime 8 partite. Poco cercato, diciamo, dalla squadra giallo-blu. 10-9 Gabbiano Top Team Mantova con Edoardo Gola sempre a servizio con la sua salto float, zona 5. Tiene Zanini a muro e poi Manzati si fa ingolosire da una palla a filo e allora questa volta coach Finn chiama time out per pensarci su. Si è lasciato, diciamo, ingolosire da una palla a filo, l'ha provata a chiudere ma la palla non è passata. Solo 2 nel primo set gli errori in attacco dalla squadra giallo-blu contro 3 errori e 2 murate prese dalla squadra mantovana. Hanno fatto uniti. Sono state queste le differenze che hanno sancito praticamente il 25-23. E allora terzo turno a servizio di Edoardo Gola. 11-9 il parziale. Salto float, bene il libero, palla per l'opposto, fucilata in zona 1. Gola ci prova ma la palla finisce al soffitto. Potente l'attacco di Ravelli. 10-11. De Agostini a servizio. Tesissima la battuta su Gola, eccezione sui 3 metri, palla per Cordani, difesa dallo stesso De Agostini e poi la bomba di Manzati, scavalca dopo il tocco del muro, scavalca la difesa di Catellani per l'11 pari. Ancora De Agostini a servizio. Attacco 2 di Mantova con Zanini e Cordani.
E palla dietro per Pesla che schianta il pallone sulle mani alte del muro. Palla che schizza via, questa volta niente da fare per la brava difesa veronese. Zanini a servizio. È lungo il servizio di Matteo. Dodici pari. Ed è il turno di Ravelli, opposto giallo-blu. Errore anche per Ravelli. Scambio di regali tra i giocatori delle due squadre. E adesso regista mantovano Giulio Sasdelli. Palla in zona 5, ricezione sui 3 metri, palla in banda. E questa volta Peslak fa il murone, come siamo abituati ormai a sentir chiamare nelle partite di Serie A. E allora un cambio col numero 2 pronto a entrare Mirko Castagna, questa volta proprio per Manzati Michele. Questa volta è in prima linea l'ingresso di Castagna, mentre prima l'abbiamo visto nel giro dietro battere e fare appunto i 3 turni in seconda linea nel primo set. Battuta corta su Modnicki, palla leggermente fuori per Castagna che non riesce ad attaccare, ci riesce adesso, la palla però ci sembra out, così è. Il primo tentativo di alzata a suo favore è stata una palla che l'ha scavalcato anche se era senza muro, perché sono saltati a 2 sul primo tempo di Modnicki. Ha dovuto solo provare con una pallonetto praticamente. Sasdelli, eccezione in palleggio, palla dietro per l'opposto che trova il campo col muro 1 di Cordani. 13 Cavaillon, 15 Gabbiano Top Team Mantova. Secondo set, primo set 25-23 per la compagine giallo-blu. Gol a servizio, a ricezione scusate, Amoua che trasforma con una bella palla appena fuori dai 3 metri, con un'ottima imbeccata del suo regista Sasdelli. Cordani. La bomba di Cordani neutralizzata dal libero ed è poi ancora all'opposto giallo-blu. Ravelli a trovare il punto del 14-16 e di mandare Modnicki, David al servizio. Salto flot per Modnicki, risponde Gola con l'eccezione in palleggio, palla dietro per Pesla. La palla si stampa sul petto di Modnicki e poi però finisce out. E adesso è Amoua. Vediamo chi andrà a cercare Flavio Amoua con il suo salto flot. È lungo, era perso zona 5 ma la palla finisce abbondantemente out. 15-17 è il turno del regista Luca Martinelli. Gola si abbassa per ricevere in palleggio, poi buona la sua fiondata. Zanini in palleggio per Pesla che però non ha molte soluzioni, cerca la via di forza ma il muro è composto.
De Agostini e Ravelli impediscono il proseguo dell'azione. Siamo 16 Cavaillon, 17 Gabbiano. La palla questa volta è fuori e allora è il turno di Peslak. Andare dai 9 metri per cercare di scardinare la ricezione veronese. Il libero fa buona guardia, non altrettanto presente Cattellani, la palla gli ha addosso ma non riesce a gestirla. 17 Cavaillon che effettua adesso un doppio cambio, rientra in prima linea Manzati e in seconda linea entra, diciamo, Manzati per Castagna, in prima linea invece Viola prende il posto di Cerfogli e si appresta al servizio. Gola, ricezione in palleggio, Peslak, Murato. È un po' la falsariga che abbiamo visto anche nel finale del set precedente, quando Mantova appunto si trova con attacco 2 e cerca la soluzione alla seconda linea di Peslak, non riuscire a trovare la soluzione giusta per mettere il pallone a terra. Cavaillon ordinato è presente e allora ci pensa Sasdelli a mettersi, come si dice, in proprio e gestire il colpo di seconda intenzione nel campo avversario per il 19-18. Edoardo Gola, eccezione del libero, primo tempo tenuto, Sasdelli va in 4 per Cordani, il libero ancora tiene in difesa, palla in banda, arriva Gola in difesa, si riprova Cordani, la bomba di Cordani, il libero questa volta ci prova ma la sua soluzione si infrange sul tetto del Pala Sport di Cerese e ora Gabbiano più 2 in questo sprint finale del secondo set con Edoardo Gola a servizio. Ottima la ricezione e pertanto il primo tempo sviluppato dalla squadra del Cavaillon veronese. De Agostini questa volta trova il punto per il 19-20. Lo stesso De Agostini a servizio con la sua salto float. Bene, gol a eccezione. La palla di Sasdelli depositata dolcemente nella zona 4 avversaria. Col muro che era saltato per impedire più fosse il primo tempo di Zanini. Allora 21-19, Zanini al servizio. Errore di Zanini, 20-21. È l'opposto veronese dai 9 metri. Cattellani si distende, Cordani cannoneggia ma la palla è out, secondo il primo arbitro che era ben appostato. Era il 21 pari. Mantova agguantata sul 21 pari in questo finale di secondo set. Palla deviata del nastro, la potente battuta di Ravelli manda fuori fase la ricezione mantovana con Cordani che viene colpito su una spalla praticamente. E allora Cavaillon passa avanti e Guaresi chiama time out.
Vediamo se le indicazioni di coach Guaresi, nonché aver spezzato magari il ritmo al forte battitore di Cavaillon, riusciranno a rimettere in pista la squadra mantovana. Ravelli al servizio, palla questa volta è out, 22 pari. Giulio Sasdelli al suo turno di servizio. Battuta verso zona 2, si distende il palleggiatore per la palla Monnichi, che però è contrattato da Moa. Anche l'attacco del numero 16 e poi il numero 6 a chiudere, Ravelli a chiudere i discorsi per il 23-22, dopo che per 2 volte il muro mantovano aveva fermato gli attacchi prima di Monnichi e poi di De Agostini. Cambio, rientra Cerfogli per Viola in prima linea. Punteggio di 23 Cavaillon, 22 Gabbiano Top Team, con Manzati a servizio. Gol in ricezione, Sasdelli per Peslak. Si scherza sotto rete perché anche Peslak veronese come Zanini e come, ricordiamo, abbiamo in squadra anche Squarzoni, ma si conoscono da molti anni con i giocatori della squadra avversaria. Cordani a servizio. La ricezione slash di forte attaccante mantovano, che poi concede subito una replica dai 3 metri. E allora time out chiesto questa volta da coach Finn, con le proteste ancora dei giocatori veronesi per un'eventuale pestata della riga dei 9 metri. Non ci è sembrata assolutamente un fallo da parte di Cordani nell'esecuzione del suo servizio. Non tanto le proteste erano sull'attacco, diciamo, che poi ha concluso l'azione, quanto sulla battuta che ha sancito una ricezione slash e ha permesso alla squadra mantovana di ricostruire e di aggiudicarsi il punto del 24-23 del primo set ball per la squadra bianco-blu, con ancora Cordani a servizio. Squadra mantovana che in prima linea presenta adesso Gola, Peslak e Amua come batteria di muratori. Attacco 2 per la squadra veronese con Ravelli in seconda linea e out, però questa volta l'attacco dai 9 metri di Cordani. 24 pari. Un cambio, alza il muro col numero 7, entra Spagnuolo. Centrale di ruolo Spagnuolo Andrea per il palleggiatore, per Luca Martinelli. Modnicchi a servizio. Cordani in ricezione, palla dietro per Peslak, il muro trattiene il corno, poi è lo stesso Spagnuolo. Cattellani in palla alta per Gola, pallonetto, non c'è chi ricostruisce, si inventa in questo caso il centrale. La squadra veronese ha ancora il pallino del gioco in mano, sono diversi i tentativi di attacco. Manto non riesce a ricostruire da parte sua e poi ci riesce su una palla vagante. Cerfogli si fa trovare pronto e chiude contro il muro 1 di Peslak. Squadra mantovana che non ha trovato
capacità di ricostruire in maniera precisa il contrattacco. E allora Modnicchi al servizio per il primo set ball della squadra veronese. Gola, muro ottenuto in difesa da Cattellani. Peslak, la palla si infila, tocca la rete e finisce in. Si chiude il cambio, esce Spagnuolo e rientra Martinelli in cabina di regia. Amoa al servizio è pronto. Intanto un attimo di pausa per asciugare il campo. 25 pari. Annullato un set ball per parte. Palla dietro per Ravelli, cerca Amoa in difesa, tiene Cordani, la palla finisce nel campo avversario, ricostruzione in banda, palla spinta, ancora palla per il numero 3, questa volta la sua palla non passa. Viene chiusa in rete. Non sono ancora d'accordo con l'arbitro i giocatori giallo-blu. L'arbitro invita alla calma e a fermare le proteste per evitare inutili cartellini. Amoa ancora a servizio, secondo set ball per Mantova, 26-25. Ricezione in palleggio, palla in banda per il numero 3 che stavo guardando se aveva commesso invasione, ma probabilmente dopo che la palla è caduta, che ricordiamo deve sì entrare con tutto il piede per essere invasione, però se il giocatore nel campo avversario ostacola il giocatore della squadra avversaria, anche lì è considerato fallo. Allora Gola in ricezione, va a attaccare il pallone con muro 1 e capitalizza per il terzo set ball mantovano, 27-26. Doppio cambio per Mantova. Esce Peslak e Pedroni in zona 1 per il servizio e entra Bigarelli per Sasdelli in prima linea. In questo caso +1 contro +1. Ricezione buona, primo tempo, palla che si infila tra il muro di Zanini, staccato da rete, perciò 27 pari. Vediamo Pedroni adesso in cabina di regia. Gola in ricezione, Pedroni per la seconda linea di Cordani che accarezza il pallone e trova il buco in zona 1-6 e permette a Gola di andare a servizio per il quarto set ball. 4 set ball Mantova, 1 Cavaglione in questo secondo set. Ricezione che permette solo un'alzata dai 4 metri, palla dietro per l'opposto veronese che trova il punto nonostante la difesa di Cattellani. 28 pari. De Agostini a servizio. Salto flot su Gola, Pedroni palla alta per Cordani e il muro di Modnicchi, ma penso soprattutto di Ravelli, regala il secondo set ball e allora stavolta è Guaresi a chiamare time out sul punteggio di 28 Gabbiano, 29 Cavaillon Veronese.
un time out in cui non si spendono molte parole, ma solo per trovare la concentrazione. Eccole qua le parole di coach Guaresi. Rimane in campo la nuova asse palleggiatore opposto per questo finale di secondo set. Eccezione di gola, palla dietro per Bigarelli, mani del muro, Zanini, contrattacco di calzati di Pedroni ancora per Bigarelli, tiene la difesa, Modnicchi di là, Cattellani attento, palla alta per Cordani, la palla schizza dopo aver toccato le mani del muro per il 29 pari. E allora è Zanini al servizio adesso. Attacco 3 per la squadra veronese. Stavolta in campo la battuta di Zanini, palla per Modnicchi, toccato da Moà. Si distende Cordani, palla dietro per Bigarelli, tocca le mani del muro, la palla poi vola via per l'attacco vincente di Luca Bigarelli. Ormai ho perso il conto, anche se dovremmo essere 5-2 mi sembra nel computo dei set ball in questo secondo set. Zanini, buona la ricezione, vediamo se il primo tempo, no, palla dietro per l'opposto, tiene Amoà in difesa, Cordani appoggia la palla ma è facile preda della squadra veronese, poi il contrattacco di Ravelli è vincente. Peccato, è mancata un filo di forse di precisione la ricostruzione mantovana. Cordani non se l'è sentita di rischiare, ha solo appoggiato il pallone e siamo 30 pari. Cordani, Amoà, difesa fuori campo, buona l'alzata di Pedroni e allora intanto si chiude a metà il doppio cambio, entra Peslak in prima linea per Pedroni. Lasciamo Bigarelli al servizio. C'è squadra mantovana senza regista in campo. Di solito in questi casi è il centrale che dovrebbe incaricare di smistare le palle che eventualmente ricostruite. Buona ricezione, palla dietro, difesa di Bigarelli, la palla carambola sul libero e sul palleggiatore che viene questo campo, viene fischiato fallo e 32-30 finisce questo interminabile secondo set, 1 pari il computo dei set in questa avvincente partita qui al Palasport di Cerese. Ci sentiamo fra pochi minuti con i dati del secondo set. Fatto male? Prova Farmamed, una linea di cerotti per tutte le esigenze, sigillati sopra e sotto. Lo apri in un attimo, lo metti, protegge e non lascia segni. Fatto male? Fatti bene. Farmamed.
Ecco qua i dati fornitici dallo scoutman Pantiglioni, sempre molto precisa. Gabbiano, 3 punti a Mua, 2 Sasdelli, 1 Bigarelli, 6 Cordani, 2 Zanini, 2 di Gola e 7 di Peslac, di cui 2 a Muro. La squadra mantovana a questo set si è ripresa con 4 muri positivi contro i 3 della squadra veneta. Per Cavaillon veronese sono 5 per Cerfogli, 2 di Modnicchi, 9 Ravelli, un ottimo 8 su 12 in attacco, senza errori, senza murate. Sono 4 per De Agostini e 2 per Manzati. Dicevamo 3 muri per la squadra di Cavaillon, che sono 2 di De Agostini e 1 di Modnicchi messi a segno, oltre ai 2 di Peslac, 1 di Zanini e 1 di Amua per le file mantovane. Mantova che dal 48 alza al 52% la percentuale di palle perfette in ricezione e dal 61 al 67% le palle positive, mantenendo a 1 gli errori fatti sulle 27 ricezioni di squadra. 19 le ha ricevute Gola, 4 Cordani e 4 Catellani. Ricezione per Cavaillon al 29% di perfette e al 68% di positive, senza errori. Perciò Cavaillon con un ace e 3 errori in battuta. Gabbiano Mantova con 4 errori al servizio, 2 di Zanini, 1 di Cordani e 1 di Amua. L'attacco di Cavaillon è al 33% di positività, quello di Mantova al 40%. Squadra in campo, vengo mantenuto l'assetto che ha chiuso in maniera vincente il primo set, con Pedroni, Matteo, detto il giallo, reggiano di nascita ma mantovano a tutti gli effetti, cresciuto qui nella Polisportiva Virgilio, seconda stagione nella maglia del Gabbiano Top Team e anche un'esperienza nell'Under 18 e B1 della Calzedonia Verona. È lungo intanto il servizio del palleggiatore Martinelli, che ha, appunto, mi sembra condiviso nell'Under 18 di Verona l'esperienza di Pedroni. Dicevamo della diagonale, viene confermato appunto Bigarelli, Luca nel ruolo di opposto. Cordani si spegne in rete il suo potente servizio, chiude troppo. Cordani 5 battute e un errore nel secondo set, come fotocopia del primo set. Finisce in rete anche il servizio di Cerfogli, perciò Mantova si mantiene in avanti 2-1 in questo terzo set. Amua, buona ricezione del libero e out, attacco del numero 16. Bigarelli si fa vedere a Muro ma poi toglie le mani, la palla finisce lunga. L'attacco di Manzati che era a un 2 su 13 nel secondo set con 2 errori però e 2 murate prese. La palla sviene nel campo avversario ma out dopo aver ballonzolato sulla rete. Tre a 2 Mantova, 3-2 Gabbiano, con De Agostini al servizio. Gol in ricezione, primo tempo non servito. Luca Bigarelli è in attacco, trova la via del punto. Bigarelli 1 su 3 nei brevi scambi del finale del secondo set.
Bigarelli al servizio, trova il buco in ricezione tra il libero e Cerfogli, tra zona 6 e zona 1. Ancora Luca Bigarelli al servizio. È lunga, ma buona la ricezione del libero veronese. E poi ha facilmente ragione del muro 1 di Pedroni, Manzati, trovando il punto del 3-5. Ravelli. 7 servizi nel set precedente con 2 errori e un ace. Buona ricezione di gol, la palla dietro per Bigarelli. La palla non passa. E allora si va sul 4-5. Errore di Ravelli. Tocca adesso a Gola. Salto flot. Buona ricezione. Difesa di Bigarelli. Palla dietro per lui. La palla però viene murata da Modnicchi. Intanto era stata buona la ricezione di Manzati, che aveva permesso lo sviluppo dell'azione. Lo stesso Manzati che adesso si presta a battere sul punteggio di 5 per Cavaillon Veronese, 6 Gabbiano Totti in Mantova. L'eccezione di Gola leggermente spostata, palla per Bigarelli alta, e questa è la palla per l'oppostone mantovano che trova l'angolo di zona 1 per il 7-5. Zanini a servizio, Amouin in prima linea. Zanini cerca l'angolino di zona 1 e lo trova. Tanto palla rimandata però in maniera beffarda nel campo avversario, che ha messo in grosse difficoltà, ma poi Gola recupera e riesce a servire un buon pallone. Subito capitalizzato dalla coppiata Pedroni-Amouin per un bel primo tempo che costringe Finn a chiedere il suo primo time out in questo terzo set sul punteggio di 8-5 per il top team Gabbiano Mantova. Squadra mantovana che deve ancora sbloccarsi, cerca da queste azioni con attacchi anche in primo tempo per trovare quella convinzione nei propri mezzi che finora non abbiamo visto ancora esprimerle. Anche il servizio che è sempre stato un'arma in più della squadra mantovana. Nei primi 2 set ha portato 0 punti, 1 in questo terzo set con Bigarelli. Merito anche dell'ottima ricezione della squadra del Cavaillon Veronese. Che riceve in maniera perfetta e serve il numero 3 Cerfogli, muro 1. 6-8 il punteggio. Con Modnicchi a servizio. Come avevamo già ricordato prima, 4 anni con la squadra dell'allora top team volley Mantova. Non era ancora griffato Gabbiano. Parliamo dal 2005 al 2009, gli ultimi anni di B1 e i primi 2 anni di A2. Pedroni. È lungo l'attacco di De Agostini, la palla è leggermente bassa, forza lo stesso il colpo invece che cercare una palletta. Era impossibile trovare il campo, una palla di forza da quella posizione. E allora ancora Pedroni a servizio con la sua salto flot.
Palla dietro per l'opposto, no, la palla ci sembra out. Viene fischiata una toccata, non ho capito se a muro o in difesa. Comunque non ci sono protette la squadra mantovana, perciò così è 7-10. Bene Cattellani ricezione, palla dietro per Cordani, può solo che poggiarla di là con un pallonetto, e poi invece l'attacco di Cerfogli è potente in lungolinea, sorprende Pedroni e Cavaillon Veronese si rifà sotto 8-10. Con ancora il suo palleggiatore al servizio, eccezione in palleggio di Cordani, palla alta per Bigarelli, deve alzare in bagara il libero Veronese, ancora sempre per l'opposto per il numero 6, questa volta sceglie la soluzione di forza e sbrindella il muro di Bigarelli. 9-10. Ancora Martinelli a servizio. Cartellani, palla in banda per Bigarelli, questa volta è lui che sceglie la soluzione di forza e ricambia il dispiacere a Ravelli, aprendogli le mani a muro. Cordani. La sua bomba questa volta trova la via giusta, niente da fare per Sommavilla, finora bravissimo Riccardo Sommavilla, il libero giallo-blu, niente da fare per lui con la bomba di Cordani. Vediamo se saprà replicare e trovare un po' meno continuità. Direi di sì, la bomba è buona, però è altrettanto buona questa volta la risposta di Sommavilla prima e poi lo sviluppo del gioco al centro di Martinelli per De Agostini, che arriva puntuale a concludere e a portare a casa il punto del 10-12. Cerfogli a servizio. Cordani in ricezione bene, Gola finalmente sgravato dai compiti di ricezione, può esprimere anche tutta la sua potenza in attacco e riportare a 3 le lunghezze di vantaggio della squadra mantovana. Al servizio con Amua. La palla tocca al nastro e poi finisce out. La seconda volta che il nastro devia in out in questo set il servizio di Amua. Intanto un cambio, forze fresche, Spagnuolo in cambio di Modnicchi in prima linea. Ottima fino a questo momento la prestazione del capitano giallo-blu. E De Agostini al servizio. Bene Cordani in ricezione, primo tempo di Zanini, si distende De Agostini in difesa, ancora Cerfoglio questa volta in difesa sull'attacco di Cordani e poi invece è Manzati a trovare il punto con un buon attacco da zona 4. Ancora una volta è la difesa veronese a fare la differenza e a tener vivo palloni che possono essere rigiocati da Martinelli. De Agostini sempre a servizio. Bene Cattellani, palla dietro per Bigarelli, la palla si ferma lì dopo l'intervento a muro di Spagnuolo, che però non è in grado di rimettere in gioco il pallone. Si sono ridotte a 2
le lunghezze di vantaggio per Mantova, con Bigarelli a servizio. Buono il suo servizio in lungolinea, ma altrettanto buona la rigiocata, con Ravelli che riacciuffa almeno uno. 13-14, si appresta al servizio. Bene Cordani in ricezione, palla in banda per Gola, pallonetto vincente. Buona la soluzione d'astuzia di Edoardo Gola, che nonostante la giovane età, ricordiamo, è classe 99, ha già diversi anni di esperienza nella Serie B maschile. Il Muro trattiene, Cattellani continua a tenere via il pallone, Cordani non riesce a forzare, ricostruzione veronese, ancora vincente con Manzati. E ancora Cavaillon veronese a -1. Con lo stesso Manzati a servizio. Ben ricevuto da Gola. Cordani ha facile ragione del Muro 1 di Martinelli, ben imbeccato da Pedroni. E il turno di Zanini al servizio. Ricezione in palleggio, tenuta di Pedroni in difesa, ricostruzione affidata a Cordani, la difesa di Verona ancora buona, ci prova Bigarelli, niente da fare ed è ancora -1, 15-16. Manto non riesce a ricostruire in maniera vincente e Verona, e Cavaillon scusate, non perdona nella ricostruzione. E allora Spagnuolo, che lo vediamo per la prima volta penso al servizio, esordio non positivo. Pedroni. Ricezione in palleggio, palla per il numero 3, Pedroni si distende, ci arriva, Mua alto per Bigarelli che riesce a trovare le mani alte del Muro e indirizzare out il pallone. Diciamo che metà punto lo possiamo scrivere a Pedroni per la sua bella difesa, si è disteso con la mano a tenere vivo il pallone. Controlliamo si viene controllato il campo, se la difesa strisciata di Pedroni ha inumidito la zona di posto 1-2, così non è, si può riprendere con lo stesso Pedroni a servizio. Palla dietro per l'opposto, Pedroni in difesa e poi Bigarelli sciupa tutto. Una palla invitante sopra la rete senza Muro, con Bigarelli che deve fare però un 180 gradi per girarsi verso il campo avversario. Gli manca la coordinazione con il polso. La palla finisce abbondantemente out. Ricezione di Cordani in palleggio, palla alta per Bigarelli che cerca di rifarsi, bravo Mua e attento a non commettere fallo. La ricostruzione stavolta per Cavaillon, ricostruisce il Gabbiano ancora con Bigarelli, il pallone schizza sulle mani del Muro. Vediamo De Agostini sventolare le mani per la botta ricevuta.
Poi però l'azione è anche stata interrotta da un fischio arbitrale per una probabile invasione. Probabilmente De Agostini, dopo aver beccato la botta sulle mani, si è leggermente sbilanciato e ha toccato la rete nel scendere dall'azione di muro. 19-16, Cordani a servizio. E ancora fa male tra zona 6 e zona 5 e zona 1. Si tuffa Somavilla, ma non riesce a evitare il punto del 20-16 e allora Finn chiama time out per vedere di interrompere la serie di Cordani, di non far cominciare la serie a Cordani, che ricordiamo è sempre un cliente pericoloso dalla riga dei 9 metri. I suoi sono dei veri e propri attacchi. Sentiamo da qui l'allenatore della squadra veronese incitare i suoi a forzare anche qualcosa di più in battuta per cercare poi di, una volta fatto adesso il cambio palla, di recuperare il gap, che in questo momento è il più alto fatto registrare dall'inizio del match, 4 punti. Ricordiamo 25-23 per Cavaillon Veronese il primo set, 32-30 per Mantova, per il top team Gabbiano Mantova. Cordani a servizio. E un altro regalo di Mantova a Cavaillon. Bravo nella sua azione di muro Manzati, però una battuta molto bella in zona 5 di Cordani, ricevuta slash. Bigarelli si alza per attaccare di potenza, ma viene contratto dal muro veronese e adesso è out il suo contrattacco, perciò in un attimo Cavaillon si rifà sotto 18-20. L'eccezione di gol all'indietro, poi è molto bravo su una palla che arriva praticamente dagli 8 metri di Cordani a riuscire a giocare sulle mani del muro e a portare a casa il punto del 21-18. Amua, vediamo se riuscirà a lasciare stare il nastro della rete. Sì, palla passa abbondantemente sopra, ma è facile preda della ricezione del Cavaillon, che viene subito capitalizzata in un attacco di primo tempo e De Agostini ricucisce il 19-21. Lo stesso De Agostini al servizio. Salto flot, palla cade poco dopo la rete, ma Cordani riesce a distendersi e Gola, caricato già dalla bella azione precedente, capitalizza anche questa alzata, passa sopra il muro e trova l'angolino di zona 5. Bravo Edoardo. Cambio, entra Peslak per Pedroni in prima linea. Cambio che pensiamo verrà completato dopo il turno al servizio di Bigarelli con l'entrata di Sasdelli. No. Allora Bigarelli al servizio, lungo ma è in. No, non è in questa azione l'arbitro. Questa volta non ci troviamo d'accordo con l'indicazione del primo arbitro e come avevamo già facilmente preventivato, entra Sasdelli per Bigarelli in seconda linea. Sul punteggio di 20 Cavaillon Veronese, 22 Gabbiano Top Team Mantova. Col suo posto al servizio, queste sono paste. Anche se finora ha fatto una partita importante Ravelli, queste sono paste per aver colpito Spagnolo alla schiena con la sua battuta in salto. Gol al servizio. Ricezione sui 2 metri, perciò poco prima il primo tempo. Si rifà subito Ravelli
Intanto abbiamo assistito a un salto della cavallina da parte di Peslak, cioè è saltato sia panchina che barriere di protezione del campo, è andato praticamente a sedersi in tribuna per cercare di riprendere la palla. Intanto c'è un cambio per Cavaillon Veronese, esce Manzati, entra Viola, cambio che abbiamo visto anche negli altri 2 set, sul punteggio di 21-23. Salto flot che non passa. Il cambio non ha portato gli effetti sperati al coach Finn. E allora primo set ball per Gabbiano Top Team Manto sul punteggio di 24-21. Viola, ricezione slash, Catellani viene tenuto a muro e non viene tenuto a muro invece Cerfogli, che annulla il primo set ball per Mantova. 22-24, altro cambio, pronto a entrare col numero 8 Umberto Caleca, secondo palleggiatore per Luca Martinelli. Alza senz'altro il muro, però riesce a mantenere in campo anche un regista, perciò duplice scopo. E al servizio Spagnuolo. Salto flot, ricezione di Cordani che va in palla alta, la difesa di Spagnuolo è buona, smistata dietro per cosa, questa volta è il muro di Cordani a fermare le ambizioni di Ravelli. Punto che porta il 25-22 e la partita sul 2-1 per il Gabbiano Top Team Mantova. Ci sentiamo fra pochi minuti per commentare i dati statistici. Fatto male? Prova Farmamed, una linea di cerotti per tutte le esigenze, sigillati sopra e sotto. Lo apri in un attimo, lo metti, protegge e non lascia segni. Fatto male? Fatti bene. Farmamed. Ed eccoci con il tabellino del terzo set, che ricordiamo essere finito 25-22 per il Gabbiano Mantova. Un punto a Mua, 7 Bigarelli, 4 Cordani, 4 Gola. Praticamente non ci sono stati punti con i centrali, 1 su 1 di Amua in attacco, Zanini 0 su 1. Un solo muro positivo per Mantova dato da Cordani, che ha chiuso il finale dei set. Mantova che però non ha subito rispetto ai set precedenti nessun punto di ricezione. 16 ricezioni di squadra, distribuite 5 per Gola, 8 per Cordani e 3 per Catellani. Hanno dato un 38% di palle perfette e un 88% di palle positive. Viceversa, Cavaillon ha subito 3 ace, conditi però da 4 errori da parte di Mantova. Cavaillon risponde con 0 ace e 7 errori, tanti per un set.
e ha ricevuto il 25 di palle perfette e il 70% di palle positive. Dicevamo 2 muri per Cavaillon, uno fatto da De Agostini e uno da Modnicchi e uno solo fatto da Cordani in chiusura del terzo set. Da parte di Cavaillon sono 3 i punti per Cerfogli, 1 Modnicchi, 5 Ravelli, 3 De Agostini e 3 Manzati. Ingresso di Bigarelli che ha schiacciato 14 palloni con 6 palle messe a terra. Sono 3 però gli errori e 2 le murate prese, perciò l'efficienza si abbassa notevolmente. Bigarelli che comunque viene riproposto insieme, squadra che vince non si cambia, insieme a Pedroni, anche in questo inizio di quarto set. Da parte di Cavaillon da segnalare un 5 su 11 con un sola murata presa da parte di Ravelli. Pedroni al servizio. Lo stesso Ravelli che comincia nel migliore dei modi con una bella diagonale che elude la difesa di Pedroni e gola per l'1-0 per Cavaillon Veronese. Al servizio col numero 13 di Agostini, centrale. Intanto è ritornato in campo Modnicchi, sostituito a metà del set da Spagnuolo. Il nastro beffa ancora una volta, come era già successo precedentemente, la ricezione mantovana. Catellani si butta, ma niente da fare. 2-0 Cavaillon. Ancora De Agostini, tesa la sua eccezione, ma Cordani fa buona guardia e poi Amouà deposita in zona 3-6 il palletta sorpassando il muro di Modnicchi, sempre presente, e permettendo così a Cordani di andare al servizio sul punteggio di 1-2. Buona rincorsa, buona la battuta, ma altrettanto buona la ricezione e lo sviluppo del gioco da parte di Cavaillon, che con Manzati riporta +2 il vantaggio della squadra veneta, che si appresta al servizio con il suo opposto Willy Ravelli. È out lateralmente il servizio di Ravelli e allora pensiamo tocchi a Amouà. Vediamo se continuerà con la sua battuta salto flotto, passerà alla battuta in salto spin, sempre salto flot. È out l'attacco di Manzati, anche perché c'era un muro 2 importante davanti. Bigarelli e Zanini avevano posizionato il muro in maniera composta. Ha cercato una diagonale fuori dal muro il giocatore veronese. Amouà prova anche lui a prendere il nastro, ma non si fanno sorprendere la squadra veneta. Un po' di confusione, la squadra mantovana riesce a buttare il pallone di là solo in palleggio, poi la ricostruzione non premia Manzati, cerca le mani out di Bigarelli, non le trova, la palla finisce out direttamente e allora Mantova riesce a sorpassare per il 4-3 in questo quarto set. Ancora Amouà con il suo salto flot, palla in banda, questa volta il money in di Manzati funziona. Amouà non riesce ad arrivare sul pallone. 4 pari. Lo stesso Manzati al servizio. Cordani ricezione, palla dietro per Bigarelli e buono il suo lungolinea. Niente da fare, muro 1 di Verona e libero
palla pennellata sulla linea, proprio non riesce a intervenire. Buono il colpo di Luca, che adesso va sulla riga dei 9 metri. Vediamo se saprà ripetersi anche in battuta. Nel set precedente 4 battute, un ace e un errore. È potente l'attacco di Cerfogli sulle mani del muro mantovano e trova la via del 5 pari. Modnicki, che diciamo rientrato in campo al servizio, palla toccata dal muro, si rigioca. Bigarelli, questa volta il muro va in chiusura per il 6-5. Cavaillon Veronese. E ancora Modnicki dai 9 metri. Cordani buona in ricezione, Zanini primo tempo, palla che carambola, poi viene spedita out. Carambola tra Modnicki, ultimo tocco di Manzati. Palla esce lateralmente di poco per il 6 pari e Edo Gola al servizio. Eccezione sui 5 metri, alzata in bagger, potente ma out l'attacco di Cerfogli. E Manto rimette il naso avanti. Ancora Gola al servizio. Intanto Finn continua le proteste nei confronti del secondo arbitro per un eventuale tocco, secondo me. Gola, nastro ferma, ma è attento anche Bigarelli sulla giocata in primo tempo, sulla seconda giocata in primo tempo, e la rete a fermare le velleità di De Agostini. Palla leggermente bassa, chiude troppo il centrale del Cavaillon Veronese e permette a Gola di tornare al servizio sul punteggio di 8-6. Ancora colloquio fin col secondo arbitro per chiedere chiarimenti, forse per indicare anche una chiazza di umidità sul terreno. No, il primo arbitro che aveva perso il fischietto, adesso lo ritorna ad allacciare alla corda. Andava disinfettato anche questo, ma non è stato fatto. Gola al servizio, ricezione, attacco dalla seconda linea con pallone che dopo aver preso le braccia di Edoardo Gola finisce sul soffitto per l'8-7 Gabbiano, con al servizio Martinelli. Salto flot, ci arriva Bigarelli, palla spinta in banda per Cordani, di potenza sopra il muro, e viene scavalcata anche la difesa di Manzati, che ci prova fino all'ultimo ma senza successo. E allora tocca, tanto Cordani chiede la formazione per fare un po' di chiarezza, probabilmente toccherà a Zanini. Così è, perciò Amoa pronto a rientrare in campo e Cattellani a lasciare il posto agli altri compagni. Zanini salto flot. Primo tempo di De Agostini molto alto questa volta, riesce a mettere a terra il pallone. Ottima l'elevazione del numero 13. 8 Cavaillon Veronese, 9 top team Gabbiano Mantova. Cattellani in ricezione, primo tempo per Amoa, che ricambia subito
la cortesia al suo pari ruolo. Buona la torsione in questo caso verso zona 1. 10-8. Bello anche il servizio da parte di Pedroni al suo compagno di squadra, al suo centrale. Pedroni che lo vediamo al servizio. Ricordiamo 10-8 Gabbiano Top Team Mantova. Bigarelli colpito in difesa, vediamo se riesce a rimettere il pallone in palla di là. Sì, palla dietro per Ravelli che si fa un attimo irretire dal muro a 1 di Cordani, cerca di tirare dritto sulle mani del muro, non le trova. Palla finisce abbondantemente out per l'11-8. E Pedroni al servizio. Cerca Zano 5 lunga, questa volta il muro di Cordani riesce a intercettare il pallone, poi pallonetto, ci arriva Martinelli. E allora è Amua alzare in bagger per Cordani. La palla viene rimessa in gioco di là, si addormenta la squadra mantovana, poi all'ultimo Bigarelli ci arriva, Cattellani alto, ma non c'è nessuno che può schiacciare questo pallone. Allora è ancora Cattellani in difesa. Vediamo ancora bene Pedroni in difesa. È tutto un colpo di difesa finché Bigarelli alla fine mette a terra il pallone del 12-8. Complimenti a entrambe le squadre che hanno dimostrato ampiamente di valere la categoria e anche qualcosa di più. Ottime difese e contrattacchi. Applausi degli addetti ai lavori presenti e soprattutto delle panchine, in maggior modo quella del Gabbiano Top Team per il punto conquistato. E time out chiesto da Finn, che vuole andare avanti, sorpassare questo punto, far passare nella mente dei suoi giocatori questo punto per affrontare i prossimi con maggior determinazione. Squadre che rientrano in campo. 12-8 Gabbiano, Pedroni al servizio. È lungo ma ricevuto lo stesso. La palla viene smorzata dalle braccia di Bigarelli e poi è Cordani a trovare un bel pallone forte sulle mani del muro, anche se l'alzata era staccata, ma era una ricostruzione di difesa. Bravissimo Cordani per il 13-8. E soprattutto gol in difesa, che non si è lasciato ingannare dal tocco a muro di Bigarelli, che comunque ha rallentato la corsa del pallone e si è fatto trovare pronto per mantenerlo vivo e dare là alla ricostruzione. Ricostruzione dietro, vincente questa volta di Ravelli, che ricucisce un attimo. 9-13 con De Agostini al servizio. De Agostini pronto per il suo salto float. Bene Cattellani in ricezione, palla in banda per Bigarelli, tenuto dal muro, palla ancora Bigarelli, questa volta sceglie il lungolinea in. Intanto cominciano a scaldarsi gli animi con i vari allenatori che chiamano uno in, uno out. E poi comunque gli arbitri mettono a posto tutti con la loro decisione, supportata anche da i giocatori stessi. E allora è Cordani a cannoneggiare dai 9 metri e a trovare l'ace, palla che tocca il soffitto dopo
ricezione di Cerfogli. Diciamo prima, Cordani sui suoi sono degli attacchi dalla riga dei 9 metri. Vediamo a non più di 30-40 cm dalla riga dei 9 metri la linea dei ricettori del Cavaillon veronese. Si fa trovare pronta e ancora l'attacco di Ravelli. Questa volta è l'asta a negargli il punto. Ha cercato un lungolinea per eludere il muro di gola. La palla tocca l'asta. 16-9 per il Gabbiano Top Team Mantova. E Cordani a cercare di ampliare il gap. Ottima il suo servizio, ricostruisce il Gabbiano dietro per Bigarelli, difesa molto buona di Martinelli, ricostruzione che non va a buon fine di Cerfoglio, la palla finisce in rete. 17-9, allora cambio, entra Alfiero per la prima volta, lo vediamo stasera al posto di Ravelli nel ruolo di opposto. Alfiero Gianluca col numero 1. Dopo un paio d'ore tenuto in panchina, sta facendo qualche esercizio per recuperare un po' di elasticità. Intanto Cordani, la battuta di Cordani si infrange sul nastro per il 10-17. E allora è lo stesso Alfiero che può scaldarsi con una battuta. Appoggia la palla, gola buona la sua ricezione, la palla alzata da Pedroni per Amoua viene scagliata fuori e allora si rifà sotto Cavaillon. 11-17 e ancora Alfiero è a servizio. Questa volta ha cercato di qualcosa di più dal suo servizio, ha forzato un attimino, però la palla finisce in rete. Amoua. Buona ricezione di Cerfogli e il primo tempo dell'inossidabile Modnicchi che porta a 12 i punti della sua squadra e intanto rientra in campo col numero 11 come in tutti i set viola per Manzati. Salto flot, se non ci ricordiamo male, di Viola, così è. Bene Cordani in palleggio, palla smistata per Gola che ha facile ragione del muro a 1 di Martinelli per il 19-12. E allora è Bigarelli al suo turno di servizio. Ricordavamo nel set precedente un ace, un errore sulle 4 battute. Piazza il pallone, ma la palla finisce in rete. E permette a Modnicchi di andare al servizio sul 13-19. Cordani in ricezione in palleggio, palla dietro per Bigarelli, muro a 1 e out. L'attacco però di Luca Bigarelli. Non sono d'accordo i giocatori mantovani, ma è stata perentoria l'indicazione del primo arbitro. E allora Modnicchi ancora al servizio. Cattellani ricezione slash, Cattellani bene in difesa, allora è Gola e Muani out. Porta a 20 i punti della squadra mantovana. E lo stesso Gola al servizio. 4 su 4 nel terzo set in attacco per Edoardo Gola. 3 battute, 5 ricezioni col 40% di palle perfette e l'80% di positive. Intanto
la ricezione e poi anche l'attacco in primo tempo della squadra del Vittorio Veneto Cavaillon Veronese è positivo per il 15-20. Cattellani ricezione slash, ci prova Muro Pedroni, niente da fare. E allora mi sa che Cosi Guaresi chiamerà time out per non far riprendere la concentrazione ai suoi, che abbiamo visto un attimino molli in queste ultime azioni, e farsi riguadagnare 3 punti. Eravamo più 7, adesso siamo più 4 per il 20-16. È importante non lasciare rinvenire la squadra del Cavaillon Veronese, che si è dimostrata un'ottima compagine, soprattutto in difesa, con contrattacchi anche molto veloci. Ricordiamo 25-23 per Cavaillon il primo set, 32-30 per il Gabbiano Top Team Mantova il secondo, 25-22 il terzo per il Gabbiano Top Team Mantova. Sempre divari molto risicati tra le due formazioni, ed è sempre Martinelli al servizio. Cattellani questa volta ricezione sui 3 metri, palla alta per Cordani, il Muro tiene, anche Bigarelli in cose, molto bene la ricostruzione di Pedroni, bella veloce per Zanini, anche in questo caso l'abbiamo visto nel secondo set, una veloce dietro, diciamo così, perché non vedeva il suo schiacciatore, ma Zanini ha fatto la classica rincorsa di primo tempo e ha portato a casa il punto del 21-16. Zanini al servizio, il libero si sposta e fa la sua bella ricezione, e poi Alfiero ha ragione del Muro 1 di Pedroni. Cambio, entra il numero 2, doppio cambio, scusate, entra il numero 2 Castagna come al solito per Cerfogli, e si chiude il cambio tra Viola, che lascia campo a Manzati. 21-17, Castagna al servizio. Bene, gol in ricezione, primo tempo per Amuai in finta, arriva Cordani, poi bravissimo la squadra veronese a difendere un pallone sul tavolo del segnapunti, ancora Cordani, questa volta chiude i giochi. Comunque da applausi l'intervento in difesa praticamente oltre il tavolo del segnapunti per tenere vivo il pallone. Squadra veronese in P6, palleggiatore in seconda linea con attacco a 3, risponde in +1 la squadra mantovana col suo palleggiatore Pedroni al servizio. Ricezione in palleggio sui 3 metri, Muro tiene ma è out, il Muro di Amua e di Bigarelli su attacco di Manzati. De Agostini al servizio, 18-22. Ricezione di Cordani in palleggio, primo tempo per Amua basso, si distende la difesa e poi il Muro di Cordani a stoppare le velleità di Manzati, quasi come la chiusura del set precedente. E allora è Cordani a cercare di aumentare il divario tra le due compagini in battuta sul punteggio di 23-18. Si infrange in rete la potente servizio di Cordani, e allora si passa dalla parte avversaria con l'opposto, con Alfiero, che ricordiamo essere subentrato a Ravelli nel corso di questo set. Anche lui in salto, interviene Amua su una palla che la rete aveva
stoppato, attacco, ed è difficile sorprendere con palle strane Modnicchi sotto rete con tutta la sua esperienza. Moa ci prova con una palletta di seconda intenzione, Modnicchi è lì e non si fa irretire per il 20-23. E ancora Alfieri al servizio, Alfiero al servizio. Bene Cattellani, palla per Gola, palla alta sul muro, palla ancora per Gola e questa volta ha ragione. Questa volta del muro 1 di Martinelli, con Modnicchi che si stava spostando giustamente, l'avrei fatto anch'io, verso Bigarelli che era in prima linea ed era scalpitante di attaccare questo pallone. Ma primo set ball e match ball per la squadra mantovana sul punteggio di 24-20. Amoa al servizio. Ricezione buona, palla dietro per Alfiero, la palla è out e finisce qua. 25-20. Ricordiamo i parziali: 25-23 Cavaillon Veronese, poi 32-30, 25-22, 25-20 per il Gabbiano Top Team Manto che continua la sua corsa garantendosi il primo posto del mini girone e avendo ancora chance di portare a casa anche il primo posto della somma dei due gironi, diciamo il girone C1 e C2. Prossimo incontro e ultimo in quel di Trento contro il Bolghera, per vedere di appunto mantenere questa leadership, ormai sicura per il primo posto, ma ancora da vedere per quanto riguarda il primo posto assoluto dei due gironi. Ci vediamo tra breve per un'intervista. Fatto male? Prova Farmamed, una linea di cerotti per tutte le esigenze, sigillati sopra e sotto. Lo apri in un attimo, lo metti, protegge e non lascia segni. Fatto male? Fatti bene. Farmamed. Fini, normali, folti? Ellison Airfit, la collezione di accessori che cambia con le esigenze dei tuoi capelli. Per fissare, per creare, per avere cura, per te. E tu che capelli Airfit? Ellison ci tiene. Supino, dal 1976 abbiamo un solo obiettivo: arredare i tuoi spazi di lavoro con grande professionalità e in tempi ridotti. Per il tuo ufficio, negozio, magazzino, supino, supino.it. Quando si parla di gas metano, meglio affidarsi a mani esperte, Mazzola e Bignardi. Un servizio puntuale con fatturazione sul reale consumo e assistenza specializzata dall'inizio alla fine della pratica. Chiamateci al numero verde 863 04 66. Mazzola e Bignardi, il gas del tuo territorio. Raccorderie Metalliche è leader nella produzione di sistemi a pressare per il settore idrotermo-sanitario civile, industriale e navale con oltre 50 anni di esperienza. I sistemi a pressare di Raccorderie Metalliche sono composti da raccordi, tubazioni ed attrezzature. Vieni a scoprire di più sul nostro sito raccorderiemetaliche.com.
Quando volete. Ci siamo con Non ho guardato quadratura. le statistiche, però. Siamo con Gian Antonio Guaresi, il mister del Gabbiano Top Team Mantova. Un commento su questa partita che per cuori forti, soprattutto i primi set finiti ai vantaggi, e che permettono comunque al Gabbiano di rimanere in corsa per... Intanto si è aggiudicato la leadership di questo mini girone e di rimanere in corsa anche per la leadership dei due gironi di C1 e C2. Ed era la cosa più importante. Dopodiché, è chiaro, una partita giocata con molta tensione, particolarmente da parte nostra, contro una squadra buona, che ci ha fatto sudare le famose 7 camicie, però insomma abbiamo avuto qualche episodio a favore, diciamo a sfavore nel primo set, a favore nel secondo, dopodiché siamo riusciti un pochettino a incanalarla. Ci manca ancora tanto per essere quelli che vorrei, però per il momento ci teniamo stretto il primo posto e adesso aspettiamo 15 giorni, poi andiamo a Bolghera a vedere di diventare primi assoluti. Ecco, soprattutto la battuta, che è una delle armi vincenti del Gabbiano nelle partite in casa. Nei primi 2 set non si è vista, diciamo così, incisiva, merito anche dell'ottima ricezione e anche della difesa che abbiamo visto della squadra del Cavaillon Veronese. Allora, memore della partita di andata in cui abbiamo battuto in salto, e non è stata la cosa peggiore che abbiamo fatto, in battuta abbiamo fatto benino, loro sulla nostra battuta in salto hanno fatto dei numeri da circo. E a questo punto mi sono accorto che anche oggi la tendenza era quella, quindi ho tenuto Cordani a battere in salto e tutti gli altri a battere a salto flottante, a ridurre un pochettino l'errore e eventualmente farli giocare su palla un pochettino più staccata. Dirti che è stata una tattica vincente non te lo so dire, però secondo me era la cosa più sensata da fare, perché non valeva il rischio, non valeva la candela di rischiare tanto la battuta, perché poi tanto di ace ne facevano pochi. E valse invece come tattica il doppio cambio alla fine del secondo set, vuoi per fortuna o vuoi per cosa, che comunque ha dato il là alla vittoria del set, e poi hai confermato la diagonale palleggiatore opposto anche per gli altri 2 set che sono stati portati più agevolmente in porto. Come abbiamo detto, il doppio cambio è una risorsa, cioè dobbiamo imparare a gestirla anche dal punto di vista emotivo in maniera tranquilla. Io ho intenzione di utilizzarlo in tutte le partite nei momenti caldi della gara. E quindi altro non è che quello che mi aspettavo da... Anche perché hai sempre dichiarato che questa è una squadra non solo con 6 titolari, ma è una rosa ampia che ti permette appunto determinate soluzioni, come è stato, come abbiamo visto questa sera. Esattamente così. Non ci resta che ringraziare chi ha seguito la telecronaca in diretta e chi la vedrà invece in fase registrata, gli amici anche di volleyball.it. Un saluto a tutti e aspettiamo notizie per lo svolgimento della seconda fase, in quanto ricordiamo che il Gabbiano Top Team avrà l'ultima partita in quel di Trento contro il Bolgara sabato 10 aprile. Un saluto a tutti, buona serata.